Amici di Skyline Magazine, siamo qui con Vera Gheno e abbiamo appena assistito al suo speech. Ve la introduco brevemente, anche se non ha bisogno di troppe presentazioni. Sociolinguista, da circa 20 anni si occupa di comunicazione mediata dal computer, docente all'Università di Firenze, collabora inoltre con diversi master e aziende in veste di consulente, gestisce il profilo Twitter dell'Accademia della Crusca e collabora con Zanichelli. Potremmo dire molto e molto altro ancora, ma vi invito a googlare e a cercare ulteriori informazioni su Vera. Vera ha tenuto un interessantissimo speech sull'uso consapevole della parola e lascerei appunto a lei invece dare dei consigli che noi abbiamo già sentito in sala su un utilizzo consapevole e corretto della parola, soprattutto applicata oggi al digitale. E visto che noi siamo una realtà digitale che si esprime proprio online e soprattutto attraverso i social network, quali sono i consigli che ti senti di dare ai nostri lettori? Allora, in realtà i consigli sono assolutamente trasversali e vanno bene per qualsiasi tipo di comunicazione. L'unica cosa in cui la comunicazione online si distingue per davvero è che non abbiamo l'ausilio del corpo quando siamo in rete e quindi non possiamo far vedere le espressioni del viso, non possiamo muoverci, non possiamo metterci in una certa posizione nello spazio e questo vuol dire che tutta la comunicazione passa attraverso la parola. Ecco perché la parola è ancora più importante. Allora io solitamente, anche oggi a TEDx, ho dato questi 3 consigli. Allora, il primo è porsi dei dubbi, cioè non essere sicuri delle proprie competenze in generale, perché forse saremo esperti di un certo campo del sapere, ma non siamo tuttologi e per fortuna neanche internet ci rende tuttologi, perché non basta googlare per conoscere, ma nella lingua questo vuol dire che è quasi automatico che noi ogni giorno troviamo per esempio delle parole che non conoscevamo, però abbiamo un ausilio validissimo che è il vocabolario, perfino quelli raggiungibili attraverso Google, quindi non cose difficili. Quindi il dubbio. La seconda è smontare quest'idea che secondo me in parte è falsa della velocità della comunicazione a ogni costo, cioè se io aspetto 30 secondi a rispondere a un messaggio o su WhatsApp o su Facebook non muore nessuno in generale, cioè magari ci sono dei casi molto rari in cui qualcuno muore, no? Quindi anche pensarci bene, però in generale se io ci penso un secondo di più, faccio un respirone zen prima di rilasciare quella cosa che poi rimane in rete, sicuramente ne traiamo tutti vantaggio. Il terzo punto è conseguenza degli altri 2, nel senso, posso sempre scegliere il silenzio. Noi siamo abituati dai media, dal sistema di comunicazione attuale a metterci sempre a favore o contro qualsiasi posizione e quindi dire sempre sì o no riguardo a tutto, certo. Ma siccome non possiamo conoscere tutto, ci sono tante situazioni in cui conviene scegliere il silenzio, cioè non c'è bisogno di avere un'opinione su qualsiasi cosa. E la combinazione di dubbio, riflessione e silenzio, per quanto controintuitiva perché sono delle non comunicazioni in un certo senso, alla fine producono una comunicazione più sana, più funzionale e noi in questo mondo iperconnesso di oggi dobbiamo stare doppiamente attenti a quello che comunichiamo di noi, perché in realtà possiamo conoscere tutti o avere l'illusione di conoscere tutti semplicemente googlandoli. Quindi che cosa si vede di me su Google? Questo è un buon esercizio per tutti, googlarsi e vedere chi siamo agli occhi degli altri. Certo. Avete preso nota? Quindi 3 semplici consigli, in apparenza solo semplici, su cui vi invito a riflettere. Da TEDx Montebelluno è tutto, grazie di cuore a Vera Gheno, ora ci concediamo anche noi il nostro caffè perché siamo in TEDx pausa.